Ci dispiace molto per l'accaduto. Ca' Foscari pone sempre la massima attenzione alle segnalazioni della comunità studentesca come è avvenuto nel caso specifico. L'università si impegna a prendere tutti i provvedimenti possibili per evitare che siano a rischio la sicurezza e la privacy delle persone che frequentano le sedi. Sono le parole che arrivano direttamente dagli uffici di Dorsoduro sulla vicenda che ha visto coinvolte due studentesse riprese in segreto con degli smartphone mentre erano in bagno nel padiglione Z nel campus scientifico di via Torino a Mestre. Il fatto risale a qualche giorno prima di Natale, ma è solo nelle scorse ore che è scoppiato il caso. Alla ripresa delle lezioni, infatti, è stato proprio il Dipartimento a mettere in guardia gli studenti scrivendo a loro una mail. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, si legge, e a segnalare qualsiasi episodio. Dura la reazione di studenti e studentesse. Una cosa inaccettabile, vanno presi dei provvedimenti. Spero che questa cosa se ne parli e venga fatta capire, perché è una cosa importante e non va sicuramente presa sotto gamba. Una bella notizia terrificante per un posto che dovrebbe invece essere un posto sicuro per le studentesse e gli studenti, quindi direi abbastanza inquietante la cosa. Oscena, cioè boh, è difficile commentarla in una maniera diversa, è terrificante, sì. Brutta cosa, sicuramente un'idea potrebbe essere anche le porte, mi pare che in Z siano aperte nella parte bassa, non so se questo perché, se è per motivi di sicurezza o perché rimanga questa parte aperta, magari delle porte totalmente chiuse eviterebbero anche questo fatto. Di risposta inadeguata da parte dell'Ateneo parla il collettivo transfemminista LISC, accusato di fare troppo poco per tutelare le studentesse. Una risposta, quella dell'università, dicono, che suggerisce proposte di autodifesa inadeguate e potenzialmente pericolose. Dal canto suo, Ca' Foscari ricorda di aver da tempo investito in una serie di servizi e strumenti a disposizione di studentesse e studenti per segnalare comportamenti inadeguati, molestie e discriminazioni e chiedere sostegno psicologico o informazioni sui propri diritti. Il Comitato Unico di Garanzia, che nasce con l'obiettivo di contrastare qualsiasi disparità di genere e favorire le pari opportunità. Dobbiamo però sottolineare la necessità di fare chiarezza su questi fatti, affinché i responsabili possano essere condannati in maniera certa e grave. In primis come donna e poi come rappresentante sento il peso che un accaduto come questo può avere sulle mie colleghe e soprattutto sul loro senso di sicurezza all'interno di un luogo che dovrebbe essere emblematicamente luogo di tutela, crescita e sicurezza.